L'11 settembre il popolo catalano ha manifestato pacificamente a Barcellona. 1 milione di persone ha chiesto l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna. Il 15 ottobre, lunedì scorso, il premier britannico Cameron ha firmato l'accordo per permettere il referendum per l'indipendenza della Scozia da Londra. In Veneto, la mia regione, nelle scorse settimane migliaia di persone hanno firmato per fare un referendum per l'indipendenza del Veneto dall'Italia. Ieri in Veneto, in Lombardia e in tutte le regioni del nord centinaia e migliaia di persone hanno firmato per avere più autonomia da Roma. Ma anche nelle Fiandre, nei Paesi Baschi, i cittadini chiedono a gran voce autonomia e indipendenza dagli Stati nazionali. E il Presidente Schulz cosa dice? Chiede un impegno coraggioso per dire chiaramente no a tutte le tendenze separatiste. Il suo vice Vidal Quadras, peggio ancora, ha invocato addirittura l'uso della forza contro i cittadini catalani. Le loro dichiarazioni sono un atto gravissimo, contrario ai principi di quella democrazia che qui noi predichiamo e che dovremmo difendere. A loro dico che saranno i popoli a scrivere il futuro della nuova Europa e non i burocrati di Bruxelles. La strada è già tracciata.